punto, buongiorno a tutti voi che seguite, buongiorno Sicilia, saremo insieme io ed Emanuela Corsi, buongiorno. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti voi. Naturalmente fra poco con Emanuela daremo uno sguardo alle notizie e sui giornali, alla rassegna stampa, ma iniziamo subito con le notizie che hanno caratterizzato le nostre ultime ore di informazione. Cominciamo subito con quella che è stata un'ennesima intimidazione allo Zen. È davvero una storia che sembra essere senza fine. Si è tornati a accendere il fuoco a un bar che era già stato colpito, il bar Cherie. Sentiamo. Ancora intimidazioni allo Zen, preso di mira nuovamente il bar Cherie. Alcuni giovani hanno dato fuoco alle unità esterne dei condizionatori dell'esercizio commerciale. Da una prima analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate vicino al bar e in zona, sembra infatti che due uomini abbiano innescato il rogo, forse senza l'utilizzo di benzina o altri acceleranti, ma sfruttando solo la presenza dei rifiuti che con il caldo sono andati rapidamente a fuoco. Nei giorni scorsi davanti al bar erano state trovate bottiglie di benzina e la richiesta di 5.000 euro e un petardo aveva anche danneggiato la parte esterna dell'esercizio. Tra i residenti adesso c'è paura e soprattutto rabbia. Ma viene qua lo Stato, ma lo Stato dov'è? No, sono tutti assenti, vengono a fare le passerelle, vanno in chiesa, si vedono col prete, fanno le conferenze antimafia e cose varie contro il pizzo, ma lo Stato dov'è? Lo Stato è assente. Io stanotte mi sono alzata, alle 3 mi ero affacciata, sentivo una puzza strana, anche perché questa puzza di qua è cancerogena, è brutta, è una puzza che non si poteva respirare, poi ho capito. Sì, la puzza mi ha fatto svegliare. L'intervento dei vigili del fuoco. Ma c'era fumo, puzza? Puzza del bruciato, sì. Resta alta l'attenzione da parte di investigatori e procura che cercheranno di capire come inquadrare esattamente quanto accaduto stanotte. Allora Emanuela, andiamo subito a leggere i giornali. Questa è una storia che torna inesorabilmente a ripetersi. Sì, è la mafia che sfida lo Stato, Roberta. Continuano gli episodi di questa escalation appunto di intimidazioni a Palermo. In questo caso è stata presa di mira un'attività già colpita appunto dalla criminalità nei giorni scorsi. Vediamo il giornale di Sicilia che apre proprio con questa notizia e scrive: raid allo Zen, sfida aperta allo Stato, gli arresti non fermano le violenze, nuova intimidazione di notte al bar Cherie, bruciati i condizionatori. La morsa del racket non si ferma, diventa una sfida aperta allo Stato, nuova intimidazione al bar Cherie allo Zen di Palermo. Nella notte sono stati bruciati appunto i condizionatori dell'esercizio commerciale. I danni sono stati limitati all'esterno grazie all'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza in cui si vedrebbero all'opera due uomini. Nei giorni scorsi davanti al bar erano state trovate le bottiglie di benzina appunto con la richiesta di 5.000 euro di pizzo e un petardo aveva danneggiato la parte esterna dell'esercizio. Il nuovo attacco conferma che la catena degli attentati non si è spezzata dopo gli ultimi arresti. E l'inchiesta sul mandamento di Tommaso Natale San Lorenzo continua a riportare gli inquirenti tra i padiglioni dello Zen 2, da dove negli ultimi mesi sarebbero partite appunto diverse spedizioni come quelle contro Sicily by Car. E poi c'è questa analisi, sempre nel taglio alto, il mito mafioso che affascina i ragazzi. Come prevenire. Andiamo a vedere anche la Sicilia, la pagina di Palermo e provincia. Vediamo Zen, i picciotti non si fermano, un bar nel mirino, l'attività in via San Filippo colpita per la terza volta in pochi giorni. Dopo la vetrina danneggiata sono stati bruciati anche i condizionatori esterni al locale. Grazie Emanuela, e adesso a quella che abbiamo raccontato nei nostri telegiornali come l'ennesima tragedia della strada. È l'ennesimo atto che riempie di dolore un padre e una figlia, ritorna tra l'altro da un concerto, da un momento di gioia, questo papà che muore all'interno di una galleria sulla A18, ma è il tema che permette in qualche modo di fare il punto su questa catena di sangue sulle strade. Sentiamo.
Arriva l'estate e ricomincia il tragico stillicidio di vittime della strada. Ancora un incidente mortale lungo la A18 nella galleria Taormina. Nello scontro notturno fra un'auto e un pullman fermo perché in panne ha perso la vita un uomo di 29 anni. Ferita anche la figlia della vittima che viaggiava con lui su una Fiat 16. Appena 3 giorni prima una giovane ciclista era morta nel Palermitano travolta da una vettura piombata su un gruppo proprio dietro una curva. Non ci sono solo gli incidenti mortali, un altro scontro è avvenuto fra Lentini e Catania sulla statale 114 nei pressi del Ponte San Leonardo, auto cappottata e 2 feriti. Anche se la drammatica scia di incidenti non si interrompe mai, la stagione estiva, così come i periodi di festa, porta con sé un aumento degli scontri gravi a causa di maggiore distrazione, abuso di alcol e uso di droghe. Secondo il report ACI-Istat di alcuni giorni fa, però, gli incidenti in Italia sono in calo, anche se ancora siamo lontani dagli standard di sicurezza europei. Nel primo semestre del 2025 in Italia sono stati registrati 1310 morti sulle strade, il 7% in meno del 2024 e il 15% in meno del 2019, quando erano stati 1534. La Sicilia mostra l'11% del totale degli incidenti, con 145 scontri mortali fra gennaio e giugno del 2025. Nel paese, parlando degli incidenti con esito letale, le autostrade sono le più sicure e fanno registrare solo l'8,6% degli incidenti, mentre il 73% avvengono nelle strade urbane e poco meno del 17% lungo le strade extraurbane. Nell'isola il rapporto è leggermente diverso, con circa il 10% degli scontri in autostrada, il 29% su strade extraurbane e solo il 61% nelle città. E questi dati raccontati nel servizio del collega Manlio Viola. Emanuela. Sì, ma torniamo alla notizia di cronaca. È una delle ultime vittime della strada, quella che doveva essere una serata speciale tra papà e figlia, invece si è trasformata in una tragedia familiare. Vediamo sulla Gazzetta del Sud: dalla gioia del concerto alla tragedia. Giovane di 29 anni muore sulla A18, era in auto con la figlia piccola che è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita e stava tornando a Biancavilla dopo l'esibizione di Geolier a Messina nella galleria Taormina. Poi si è schiantato su un bus che era in panne, che era fermo sulla corsia. La vittima non è riuscita ad evitare l'impatto fatale con il pullman, che era anche questo carico di giovani che avevano appena assistito allo stesso concerto. Il mio amore è più forte di una catena che non si potrà mai distruggere. Così scriveva martedì sera proprio Davide Toscano, la vittima di questo schianto fatale, pubblicando una foto con la figlia mentre appunto assistevano al concerto di Geolier allo stadio Franco Scoglio. Scatti e video li ritraggono sorridenti solo poche ore prima della tragedia che si è consumata sulla strada del ritorno verso casa, quando il loro legame d'amore si è spezzato per sempre. Qui vediamo appunto una foto di Davide Toscano con la figlia, che non si vede naturalmente nella foto, in braccio, e poi l'impatto fatale nella galleria Taormina. La sua auto la vediamo appunto distrutta contro questo bus fermo. Andiamo a vedere anche la Sicilia. La pagina di Messina e provincia: schianto sulla A18, muore un 29enne, Davide Toscano di Biancavilla, era stato al concerto di Geolier a Messina. La Sicilia però scrive che è grave la bambina, schianto fatale. Nel cuore della notte, attorno alle 2:30, un terribile incidente ha spezzato la vita di un giovane automobilista di 29 anni, residente appunto a Biancavilla. Allora Emanuela, prima di continuare con i nostri servizi, c'è una notizia di agenzia. È stata una notte di sparatorie, quella trascorsa a Catania. Intorno all'1 un 25enne è stato infatti gambizzato in via Curia. Sul posto carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno trovato 3 bossoli. L'uomo, colpito da un proiettile alla gamba destra, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Sono in corso indagini dei militari dell'Arma della compagnia di Piazza Dante per ricostruire l'esatta dinamica e il movente della sparatoria. Numerosi colpi di arma da fuoco senza danni a cose o persone sono stati poi esplosi diverse ore dopo in viale Biagio Pecorino nel popoloso rione di Librino, e sul posto è intervenuta la polizia. Naturalmente maggiori dettagli su quanto
quanto vi stiamo appunto dicendo li forniremo nel corso delle edizioni del nostro telegiornale. Adesso a una operazione che si è avvalsa dei sistemi di videosorveglianza, che sono sempre molto importanti per in qualche modo stabilire la dinamica di fatti anche delittuosi. Questa è l'immagine di una rapina finita in uno schianto contro un palo. Siamo nel Catanese, guardate. Queste sono le immagini conclusive di un inseguimento ad alta velocità che è finito così, con i banditi che si schiantano contro un palo nel tentativo di fuggire ai carabinieri, perdendo il controllo dell'auto su una rotonda. Siamo a Caltagirone, in provincia di Catania, dove si sono vissuti attimi di paura in pieno giorno. 3 uomini con il volto coperto e armati di una pistola fanno irruzione in un panificio di Viale Mario Milazzo. Minacciano il personale, si fanno consegnare l'incasso della giornata, 635 euro, per evitare che venga lanciato l'allarme. Poi portano via anche i telefoni cellulari dei dipendenti, che però escono dal panificio gridando. Le immagini di videosorveglianza mostrano tutte le fasi del colpo e anche i concitati momenti successivi. Una pattuglia dei carabinieri nota l'auto che si allontana a forte velocità e scatta l'inseguimento. La corsa termina qui, in via Fontanelle. L'utilitaria blu si schianta, i militari bloccano e arrestano i 3 presunti responsabili, tutti catanesi di 19, 25 e 52 anni. La pistola utilizzata per la rapina si scoprirà poi essere a salve, la targa del veicolo alterata. Dopo le porte dell'ospedale, per i 3 si sono aperte quelle del carcere. E di questo si parla anche sui giornali, naturalmente. Emanuela, le immagini sono sempre molto emblematiche. Sì, vediamo sulla Sicilia di oggi la rapina al panificio, poi la fuga e poi lo schianto, aggiungo io, convalidati i 3 arresti. I ladri catanesi erano stati bloccati dai carabinieri. 3 rapinatori appunto di 19, 25 e 52 anni, come abbiamo sentito nel servizio, sono finiti in manette. I loro arresti ad opera dei carabinieri della compagnia di Caltagirone sono stati poi convalidati dal GIP dopo un rocambolesco inseguimento all'episodio che nei giorni scorsi ha tenuto desta l'attenzione dell'opinione pubblica calatina. Si sono adesso aggiunti i video delle telecamere di videosorveglianza della zona, appunto, che abbiamo visto nel servizio, diffusi dai carabinieri, che mostrano le diverse fasi dell'assalto armato a un noto panificio in Viale Mario Milazzo. Uno degli uomini era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, l'uomo di 52 anni, comuni a tutti e 3 le accuse di rapina aggravata, porto e detenzione di armi, resistenza a pubblico ufficiale e falsità materiale in atto pubblico. Allora, adesso ci spostiamo decisamente, l'argomento ci porta a raccontarvi quella che sarà un'estate davvero ricca di spettacoli, eventi culturali nella città di Catania, nel territorio catanese. Ieri è stato presentato il cartellone di Catania Summer Fest 2026. Sentiamo. L'estate catanese si prepara ad accendere piazze, cortili storici e spazi urbani con un calendario ricco di appuntamenti. Presentato a Palazzo degli Elefanti il programma del Catania Summer Fest 2026, la rassegna promossa dal Comune che accompagnerà cittadini e turisti nei prossimi mesi con eventi culturali, musicali, teatrali e cinematografici diffusi in tutta la città. Un cartellone che punta a coinvolgere non solo il centro storico ma anche le periferie, trasformando luoghi simbolo e spazi di quartiere in veri e propri palcoscenici all'aperto. Ci saranno degli sforzi che compiremo anche alla Civita attraverso la presentazione di rassegne teatrali all'interno, così come avevamo detto. Insomma, vogliamo creare un giusto connubio fra l'identità siciliana e le capacità espressive del mondo. Grande attenzione anche alla musica dal vivo. I concerti di maggiore richiamo saranno ospitati nell'arena di Villa Bellini con grandi nomi della musica come Francesco Gabbani, Loredana Bertè, Giorgia Negramaro, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Emma Fulminacci, Lit Fiba e molti altri, mentre numerose iniziative nazionali e locali troveranno spazio nel programma Palcoscenico Catania, sostenuto dal Ministero della Cultura. Non dimentichiamoci mai che quando parliamo di Catania Summer Fest parliamo di un indotto importantissimo in termini di economia indiretta che arriva alla città per effetto delle numerose presenze di turisti che giungono da fuori. Un'estate che punta dunque a trasformare Catania in un grande teatro a cielo aperto, capace di attrarre visitatori e al tempo stesso restituisce ai cittadini spazi vissuti e condivisi. E
naturalmente, insomma, qualche altro dettaglio, no? Emanuela, emerge anche dai giornali. Grandi appuntamenti, diciamo così. Degli appuntamenti sicuramente, noi però intanto vediamo anche le prime pagine, Roberta, certo. Diamo uno sguardo naturalmente ai quotidiani regionali, partiamo dal Giornale di Sicilia, abbiamo già visto l'apertura, ma ci sono anche altre notizie, il sogno della rinascita della Costa Sud, pronti 200 milioni, da Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari, 31 opere in 7 chilometri, la galla, molti lavori già partiti. E poi si parla naturalmente del caldo, l'ondata di caldo che non dà tregua, 5 morti, inviti alla prudenza. A Palermo previsti oggi e domani 33 gradi, anche se diciamo in questa fase dell'anticiclone la zona più colpita è il centro-nord per quanto riguarda l'Italia e poi anche il resto d'Europa. Vediamo anche la politica regionale, campo largo diviso tra primarie e tensioni, lunedì un vertice, intanto si candida anche Nuccio Di Paola dei 5 Stelle, nella partita anche Palermo. E poi vediamo anche il calcio nel taglio basso, calciomercato, Palermo, Hernani ed Estevez, i primi rinforzi per Inzaghi, il Palermo già attivissimo sul mercato nonostante non sia ufficialmente iniziato. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, nel taglio centrale appunto questa tragedia. Il concerto con la figlia e la tragedia, giovane di 29 anni muore sulla A18. E poi, come abbiamo visto invece per quanto riguarda la politica regionale, c'è un nuovo nome nella corsa alla presidenza, Nuccio Di Paola dei 5 Stelle si candida appunto alla guida della regione. Il leader dei 5 Stelle rompe gli indugi e chiede lo stop alle primarie. Vediamo ancora intanto la controversa riforma, anche l'ANAC punta i riflettori sulla Porti d'Italia SPA, il presidente dell'autorità anticorruzione Giuseppe Busia, sentito ieri in audizione. Vediamo nel taglio basso, si torna a parlare di questo scandalo a Spadafora. L'ex sindaca denunciò, Tania Venuto nel 2024 parlò di un clima elettorale teso, aprendo gli scenari dell'inchiesta. Fissati a mercoledì gli interrogatori di Pistone e dei fratelli Bonaffini. Ricordiamo lo scandalo scoppiato in questo comune che ha portato all'arresto del sindaco. Vediamo all'interno della Gazzetta del Sud altre notizie. Intanto vediamo questa, dissalatori, la regione avalla l'espianto trapianto di Posidonia. Nel 2021 l'altolà del Ministero dell'Ambiente alla chirurgia sottomarina. Non è possibile escludere che gli interventi abbiano limitata efficacia e vadano a compromettere altre porzioni di prateria. Gli impianti contestati dalle comunità locali dovrebbero sorgere a Filicudi, Stromboli e Alicudi, tutto fermo a Panarea. Qui vediamo il dissalatore di Lipari, un impianto a metà servizio ma è entrato in funzione a pieno regime. E poi a proposito di Lipari, un rogo doloso lambisce le abitazioni, il deputato Calogero Leanza, subito verifiche sul piano antincendio dell'isola. Ancora strage di migranti scarcerati, altri 4 libici, revisione del processo. Erano stati condannati a pene pesanti, la Corte d'Appello di Messina però accoglie l'istanza. E qui vediamo uno dei libici scarcerati che è diventato un po' un simbolo. Stiamo parlando dell'ex calciatore Ala Faragi. All'uscita dal carcere lui ha ottenuto la grazia dal presidente Mattarella e oggi insomma è tornato in libertà. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sicilia e anche le pagine interne. Intanto vediamo alcune notizie regionali. Il caso, la carenza idrica nell'Agrigentino e Forza Italia si è spaccata. Il Giacusa, la società di sovrambito Sicilacque, Pellegrino e la Roccaruvolo distanti sulla proprietà pubblica. Quindi il tema ancora della carenza idrica ad Agrigento tiene banco e in primo piano anche sulla stampa regionale. E poi energia
via si posa a cavo tra Tunisia e Sicilia l'infrastruttura di Terna e Steg che hanno dato il via a Prysmian per posare il cavo elettrico sottomarino che collegherà Tunisia e Sicilia e hanno appaltato a Hitachi la costruzione delle stazioni di conversione a Partanna e in Tunisia. Andiamo a vedere all'interno della Sicilia appunto le pagine interne. Intanto Palermo e provincia, abbiamo già visto una notizia che riguardava le intimidazioni in città, ma vediamo questa, spiagge dorate e porti turistici, il master plan per la costa sud, il programma del comune, l'opposizione, una cozzaglia di idee. E poi la denuncia, pass per le strisce blu, Mondello favorita, una discriminazione tra Mondello e Sferracavallo, mentre nella prima borgata possono acquistare un pass per i parcheggi a pagamento sia i residenti che i dimoranti, nella seconda questa possibilità è riservata soltanto ai residenti, lo denunciano i consiglieri del Movimento 5 Stelle. E poi, a proposito di Sferracavallo, l'ordinanza, il mare è inquinato dalle alghe, bagno vietato appunto in questa località di Palermo. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Catania e provincia, c'è un nuovo regolamento per quanto riguarda i Deors nel capoluogo etneo, dopo 20 anni l'approvazione è giunta in consiglio ieri notte, in centro storico consentiti soltanto gli ombrelloni. E poi vediamo servizio idrico, i sindaci votano per sciogliere il contratto con SIE, ricordiamo SIE è il gestore che appunto si occupa del servizio idrico da pochi mesi in molti comuni della provincia di Catania. Anche noi abbiamo documentato insomma come questo passaggio dagli enti a SIE è avvenuto nel caos, con bollettazioni, insomma importi fuori misura e tutta una serie di irregolarità, e adesso però i sindaci diciamo che puntano i piedi e vogliono addirittura sciogliere questo contratto. L'ATI ne discuterà il 30 giugno, ormai dati per persi 21 milioni di finanziamenti. E poi vediamo a Giarre, post alluvione, in arrivo altri 35 milioni per la bonifica. Parlavamo prima del Catania Summer Fest, Roberta, lo vediamo qui, musica e cultura, 100 eventi dal centro alle periferie. Da oggi al 19 settembre alla Villa Bellini nelle piazze, concerti, teatro, danza, cinema, divulgazione culturale e incontri letterari. Velocemente vediamo un'ultima notizia che riguarda però l'inchiesta che va avanti sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Adesso gli inquirenti sono concentrati sul ruolo chiave che potrebbe aver avuto l'ex primario di Castelvetrano Burrafato, i pizzini tra Burrafato e il boss Messina Denaro nei pozzi della Campagna. I militari del ROS continuano a scavare in questa villetta di Erice appunto del medico per trovare le tracce delle comunicazioni tra lui e la commare Rosalia, nonché sorella, una delle sorelle appunto del boss. Allora Emanuele, adesso con te facciamo una pausa brevissima e tra poco ci ritroveremo per le pagine nazionali e internazionali dei quotidiano. Adesso invece diamo uno sguardo in strada a Catania. Come sempre il nostro occhio arriva su quelle che poi normalmente sono le arterie, le strade particolarmente toccate dal traffico veicolare cittadino la mattina. Questo è l'ex Tondogeni, vedete ovviamente tra la vegetazione spuntare qualche auto, soprattutto insomma uno scorrimento di mezzi piuttosto fluido. E poi andiamo a vedere il via Vincenzo Giuffrida. Il via Vincenzo Giuffrida è qui oggettivamente insomma è un po' lo specchio di quello che accade normalmente durante l'estate. Al mattino il traffico rallenta certamente, quando insomma le scuole chiudono si sa che si viaggia meglio sulle strade urbane. Andiamo adesso all'altro punto di osservazione, viale Odorico da Pordenone.
in direzione Mister Bianco e in direzione Ognina è naturalmente, insomma, come vediamo, certamente molto buono da percorrere per gli automobilisti che invece normalmente sono abituati a tanto traffico lì. Sguardi un po' più, come dire, edificanti, poetici, vediamo se riusciamo a vedere, ecco, perché in effetti un cumulo di nubi non ci permette in effetti di guardare bene l'Etna. Boati in questo periodo, Emanuela, che sono stati addebitati anche a questo cumulo di nubi? Sì, secondo me c'è attività sui crateri, insomma, sommitali. Dicevo, forse è una confluenza di fattori. È probabile, è probabile. Mettiamola così. Guardiamo anche l'Etna nell'altro lato, dall'altro versante, lo vediamo da Taormina. Dove si può vedere forse anche meglio che c'è attività, se vedi, ci sono due colonne di fumo che sembrano appunto uscire proprio da due dei tre crateri sommitali. Sempre pronti a stare col naso all'insù, naturalmente. Con l'Etna ci fermiamo, c'è una breve pausa e torniamo a Buongiorno Sicilia. Ed eccoci tornati a Buongiorno Sicilia, giusto il tempo di ridare la linea a Emanuela Corsi per il proseguo della rassegna stampa. A te, Manu. E c'è un tema che oggi monopolizza la stampa nazionale ma anche internazionale, cioè sono le parole del segretario di Stato americano Mark Rutte, che ha detto: dall'Italia sono partiti 500 jet statunitensi, quindi come se l'Italia, insomma, avesse avuto un ruolo in quella che è la guerra, in quella che è l'operazione militare americana in Medio Oriente. Naturalmente subito le reazioni anche della politica nazionale. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Tensione sulle basi NATO, questo è il titolo di apertura. Rutte: dall'Italia partiti 500 jet statunitensi, queste le parole appunto del segretario NATO Mark Rutte. Il governo falso, Meloni al vertice a 5, Crosetto, solo voli logistici, rispettati i trattati. E poi Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari, perché Trump continua a dire appunto che l'Iran ha accettato che ci saranno queste ispezioni nei loro siti nucleari, ma l'Iran continua a smentire. Ma intanto torniamo al tema, insomma, il ruolo anche dell'Italia. Intanto vediamo l'ambasciatore americano che cerca di ricucire con Roma Tillman Fertitta, dice dalla Premier lavoro eccellente, ma poi vedremo, insomma, Trump continua ad attaccare NATO, i paesi NATO, l'Europa e anche l'Italia. E poi vediamo, sempre per quanto riguarda la politica internazionale, Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer, cioè si dimetta. Questo per quanto riguarda invece la politica spagnola. Vediamo le altre notizie, si parla del clima, di quest'ondata appunto di caldo fuori stagione, ci sono altre vittime, 5 vittime. Lavoro, i divieti nelle ore più calde, le prime misure nelle regioni. Ricordiamo che la Sicilia è stata una delle prime regioni che ha adottato appunto delle misure limitando il lavoro nelle ore più calde. E poi c'è questa storia di cronaca che fa tanto discutere. Perché un papà, un uomo ha ucciso la moglie e il figlio. Papà non mi accetta, gay. Questa sarebbe stata la motivazione di questa strage familiare. L'uomo ha colpito a fucilate la consorte e il giovane. Il ragazzo aveva scritto: mi preferisce morto, quindi meglio morto per quest'uomo piuttosto che gay. Andiamo a vedere all'interno invece le notizie. Intanto il segretario NATO Mark Rutte, le sue parole che hanno destato scalpore: dall'Italia 500 voli statunitensi, ma il governo smentisce il segretario NATO sull'operazione in Iran, la difesa solo attività tecniche e logistiche. E poi insorge l'opposizione che chiede alla Meloni di riferire in aula.
Chi è Mark Rutte? Ha 59 anni e dal 2024, scrive il Corriere, segretario generale della NATO. E poi vediamo questi punti. Le basi militari NATO sono sotto la sovranità italiana. L'uso operativo delle basi richiede perciò il consenso italiano. Questo l'abbiamo sottolineato diverse volte, proprio parlando di un eventuale interventismo dell'Italia in queste operazioni militari appunto americane. L'articolo 11 della Carta stabilisce che l'Italia ripudia la guerra, l'uso della forza è legato solo a contesti difensivi o autorizzati. Con lo scoppio della guerra appunto tra Stati Uniti e Iran, la polemica sull'utilizzo delle basi NATO è tornata al centro della ribalta politica. Le opposizioni hanno chiesto spesso conto al governo di quanto accaduto nelle basi. Anche con gli alleati non sono mancate tensioni. A marzo gli Stati Uniti hanno chiesto l'uso della base di Sigonella, quindi parliamo proprio di casa nostra, Roberta, per aerei coinvolti nel conflitto. L'Italia però avrebbe negato l'autorizzazione, non c'era l'ok parlamentare e non era prevista per quelle operazioni. Poi ieri il segretario generale della NATO Mark Rutte ha detto che 500 però aerei statunitensi sono partiti appunto dalle basi americane per supportare appunto questa operazione Epic Fury, quindi questa operazione militare in Medio Oriente, in Iran. Le dichiarazioni hanno scatenato una bagarre politica. Questi punti che sono stati riassunti oggi sul Corriere della Sera. E allora vediamo la reazione di Meloni. Questo è un tranello. Meloni, la chiamata all'ex premier olandese, appunto Mark Rutte, e i sospetti su Trump dopo la telefonata, la correzione dell'alleanza atlantica. Ma vediamo quali sono queste basi americane appunto presenti nel nostro paese. Sono 8, una a Brescia, quella di Ghedi, poi vediamo naturalmente Aviano a Pordenone, a Vicenza ancora un'altra base a Motta di Livenza, poi c'è Camp Darby a Pisa, a Napoli altre due appunto a Gaeta e a Napoli, a Sigonella appunto in Sicilia. Queste sono le 8 basi americane. E poi le lodi di Rutte però non frenano Trump, che continua ad attaccare i paesi alleati. Il presidente: mi hanno deluso, riferendosi appunto ai partner europei. Poi complimenti al presidente turco Erdogan, e su Zelensky sta andando bene. Queste appunto le ultime parole di Trump. Intanto il tycoon va allo scontro con i suoi senatori per la legge sulle elezioni. Le minacce alle società petrolifere: abbassate i prezzi. Vediamo sempre all'interno del Corriere questa notizia: ondata di caldo, ci sono 5 morti e blackout, disagi nelle scuole per la maturità, il picco previsto nel weekend. In Spagna si contano già 108 vittime, in Francia gli annegati salgono a 42, persone che cercano refrigerio in qualche modo tuffandosi in fiumi e poi purtroppo annegando Uffizi. Condizionatori fuori uso, stop alla vendita dei biglietti, esami all'allarme di prof e famiglia. Andiamo a vedere sull'altra pagina, intanto a Milano, il racconto di un pomeriggio al Policlinico, al pronto soccorso tra malori e anziani soli. Dottore, la prego, mi visiti di nuovo. Torniamo a questa notizia dalla prima pagina, questa storia incredibile: uccide la moglie e il figlio. Mirko scrisse sul padre: per lui meglio morto che gay. Lucca, l'arrestato, ha detto: mi sono liberato di loro. I vicini raccontano che litigavano. L'uomo pare che non abbia avuto alcun tipo di ripensamento per quello che ha fatto. Si è fatto trovare proprio ha chiamato le forze dell'ordine, si è fatto trovare a casa e ha esclamato appunto: mi sono liberato di loro. I tormenti del 24enne. Intanto la vita con me è dura. Agli amici aveva detto di volere cambiare sesso. L'amore per la madre: sei la mia amica, la mia forza. Una madre che non lo ha mai abbandonato appunto in
in questi anni di sofferenze legate forse ad un corpo sbagliato, ad una, ad un amore anche sbagliato, cosa che il padre invece non ha accettato al punto di uccidere il figlio ma anche la moglie. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Queste le parole appunto del quotidiano. Meloni sbugiardata, rotte della NATO, 500 voli appunto statunitensi dalle basi in Italia. Questo è il tema in primo piano. Vediamo anche La Stampa, ovviamente anche qui il titolo di apertura è legato a questo: aerei statunitensi, bufera Italia-NATO, il segretario dell'alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, e Trump che continua ad attaccare l'Europa. E poi vediamo sempre su questa prima pagina, parliamo di Alemanno, l'ex sindaco di Roma, uno dei colonnelli di Alleanza Nazionale, che era stato arrestato per mafia capitale. Non voglio libero a cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Quindi uscito da galera, Alemanno pare che abbia una simpatia proprio per il generale Vannacci e vorrebbe un incontro con Giorgia Meloni. Sempre all'interno della Stampa faccio vedere un'ultima notizia: ieri sono tornati a casa gli attivisti della flottiglia che erano stati arrestati, si trovavano prigionieri in Libia. Contro di noi violenza psicologica, si chiamano Dina Alberizzi e Domenico Centrone, sequestrati appunto in Libia per un mese, eravamo in cella di isolamento, l'incubo è finito, sono tornati ieri appunto a casa. Fermiamo per il momento, ma ritroveremo Emanuela nell'ultima parte della trasmissione. Ci fermiamo per una pausa a questo punto e poi inizieremo con il primo dei nostri argomenti di oggi. In studio a Buongiorno Sicilia e saluto e ringrazio Elena Barraco, commissario capo dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Catania. Ben trovata, grazie. Questa divisa, quando come dire, è qui con noi, ci conforta sempre, ci rassicura sempre. Oggi parliamo di truffe e lo facciamo tanto spesso nei nostri telegiornali, raccontando anche le storie che arrivano dai vostri comunicati stampa, che molto spesso e sempre più spesso invece ci fanno capire che il lavoro che state facendo, importante, imponente, costante, strutturato sulla prevenzione alle truffe, sta dando i suoi frutti. È così? Esattamente, e attraverso quelle che sono le campagne organizzate dalla Questura di Catania e dalla Polizia di Stato su tutta la provincia, il nostro obiettivo è quello di fornire piccoli consigli, degli accorgimenti che possono apparire banali, che però sono utilissimi per le persone più anziane e le persone più vulnerabili ad acquisire la consapevolezza di essere vittime di una truffa. E in particolare però anche il nostro obiettivo è quello anche di rassicurare queste persone, di far sentire loro la nostra vicinanza, perché sono reati particolarmente complessi per la psiche della persona ovviamente truffata, che si trova spesso a sentirsi in colpa, magari a parlarne con qualcuno, proprio per la vulnerabilità che crea la sottrazione di quello che è del denaro oppure anche degli oggetti preziosi. Spesso questa consapevolezza sorge proprio nel momento successivo alla truffa, al contatto con il truffatore. È importantissimo quindi in questi casi fare attenzione a quelli che sono piccoli dettagli particolari e informare immediatamente il numero unico di emergenza, il 112, per consentire un intervento tempestivo della Polizia di Stato, di una pattuglia principalmente. Ecco, naturalmente parlando di campagne di prevenzione, citiamo anche l'ultima in ordine di tempo, Insieme per
per la sicurezza che continua ad andare avanti, con quale modalità? Allora, noi organizziamo una serie di incontri presso centri di aggregazione dove partecipano ovviamente persone anziane, e in particolare perché vogliamo far capire che è la costruzione di una rete sociale nel contesto in cui queste persone vivono ad essere la prima forma di prevenzione. Solo attraverso la consapevolezza che bisogna chiedere aiuto in primis a quelli che possono essere dei nostri vicini, oppure anche dei familiari, o anche a quello che è ad esempio il commerciante di zona, e quindi non rimanere soli in questo senso, consente alle persone in caso di dubbio di accertarsi se è possibile che un determinato comunicato da parte di una persona sia effettivamente una truffa. Ecco, questo tipo di truffe naturalmente si evolvono, cambiano, no? I truffatori in qualche modo fanno di necessità virtù, quindi laddove una truffa comincia ad essere troppo utilizzata e dunque è conosciuta ai più, si trasformano, no? Sono camaleontici, mettiamola così. Al momento, quali sono diciamo, le truffe principali che avete potuto riscontrare nella vostra attività? Allora, ahimè, le truffe vedono come base un modus operandi in realtà che si ripete, che è quello che fa leva proprio sulla psicologia della persona più anziana, riferendo di un incidente causato da un proprio familiare, oppure nel quale il familiare è rimasto vittima. Cosa accade? La persona anziana viene contattata da un finto poliziotto, da un finto avvocato, esatto, perché il modo diciamo, principale ancora rimane il telefono, perché attraverso il telefono la persona anziana non ha percezione diretta del truffatore e quindi ancora rimane più vulnerabile. Attraverso questa comunicazione si riferisce che per far uscire addirittura di galera, oppure da un ufficio di polizia, oppure ancora per far ricevere le cure alla persona, al familiare, occorre pagare una somma di denaro, e questa somma di denaro è spesso molto alta, siamo sulle cifre di 2-3 mila euro, che spesso ovviamente non sono in possesso della persona anziana, e quindi in più si aggiungono quelli che sono oggetti preziosi che magari possono essere scambiati. Ovviamente il nostro consiglio primo in tutte le campagne che ovviamente sono portate avanti dalla Polizia di Stato è affermare che nessuna forza di polizia, nessun avvocato, nessuno funzionario di qualsiasi ente pubblico può mai andare a riscuotere del denaro per liberare qualcuno dalla galera o addirittura per far ricevere le cure. È proprio nel nostro Stato che non è previsto, come dire, alcuna cauzione per poter essere liberati, per poter ricevere addirittura ovviamente delle cure mediche. Senta, le voglio chiedere una cosa, ma questi truffatori, no, dal vostro studio, nelle vostre indagini, agiscono studiando prima il soggetto da colpire, quindi in qualche modo cercano di capire se ha figli, se ha parenti, ricostruiscono un po' la sua vita nel tempo, o vanno random come capita? Prevalentemente ricostruiscono anche piccoli dettagli della vita, che possono essere anche semplicemente il nome di un nipote. Infatti anche qui dobbiamo stare, diciamo, di stare molto attenti a quelle che sono le informazioni che divulghiamo per telefono, oppure anche oggi mediante quelli che sono i social network, oggi a disposizione di tutti. È vero, quindi questo accade anche studiando un po' i profili sui social, no? Anche perché molti anziani sono social nell'attuale società. Oggi il divario digitale si è ridotto e quindi sono strumenti accessibili a tutti, anche alle persone più anziane. Ecco, chiudere immediatamente il telefono, a prescindere, senza, diciamo, tagliar corto, è comunque una soluzione? È la soluzione, la prima soluzione, laddove possibile. Talvolta ciò non avviene perché è molto complesso quando la persona anziana viene a conoscenza del fatto che un familiare ha potuto subire magari un incidente o è stato autore di un incidente, e in questo caso in molte attività diciamo, portate avanti dalla Polizia di Stato abbiamo riscontrato che le persone anziane mandassero contemporaneamente un messaggio magari ad un familiare per dire
è possibile che io sia vittima di una truffa, chiama il 112. Con questa modalità noi siamo riusciti a intervenire subito e sventare proprio in flagranza di reato ben 2 truffatori in Diciamo un'occasione. che grazie la questione di Catania è famosa anche per una signora coraggio che abbiamo anche avuto nei nostri studi, che abbiamo intervistato, che è stata una grande soddisfazione, no, per voi, perché quando vi accorgete che i cittadini sono così pronti e collaborano a un'attività di questo genere, per voi è fonte di soddisfazione. Ma quanti stanno come dire, cominciando, no, ad essere parte di un progetto di diffusione della prevenzione in merito a questo? Sta crescendo il livello? Assolutamente sì, è fondamentale. Noi diciamo sempre che questi sono dei reati che necessitano della cooperazione della vittima, perché fanno leva su un loro aspetto personale. Allo stesso modo noi possiamo contrastarli soltanto con quella che è una cooperazione da parte della vittima. Certo. Un messaggio, oppure anche quello che è il notare un particolare che può essere successivamente magari all'essere stati vittima di truffa, un particolare dell'abbigliamento, oppure anche notare magari una targa di una macchina che si aggira nel quartiere da giorni. Ecco, le chiedo un'ultima cosa, siamo quasi al termine. L'estate è una stagione dell'anno in qualche modo più pericolosa per certi reati? Assolutamente, perché spesso le persone anziane possono rimanere da sole, oppure anche si possono ricongiungersi con dei familiari e quindi lasciare quelle che sono magari le abitazioni incustodite. Qui ovviamente il consiglio è quello di sempre creare una rete sociale, ad esempio con i vicini o con altre persone, altri amici, altri familiari, magari facendo passare più spesso qualcuno a ritirare la posta, a controllare ovviamente quello che le abitazioni siano in buono stato, che nessuno sia passato perché magari è a conoscenza del fatto che la persona non sia presente nell'abitazione stessa. Allora, commissario, facciamo semplicemente un recap di quelle che sono come dire, le possibilità di richiedere aiuto. In primis il 112. In primis è sempre il 112, il numero unico di emergenza, anche quando c'è soltanto il dubbio che si possa essere davanti a una persona sconosciuta che non aspettiamo, che chiede anche semplicemente il controllo del contatore, oppure che vuole vendere qualcosa o che viene lì per conto di un amico. E le indicazioni sono le indicazioni base da dare al primo contatto col 112, dove ci si trova, come la persona esatto. si chiami, dove ci si trovi e qual è il problema subito. Immediatamente. E già con il contatto telefonico noi riusciamo ovviamente a contrastare la possibilità che il truffatore continui quella che è il suo proprio tentativo. E poi ci sono le divise alle quali bisogna sempre chiedere e assolutamente, tendere una mano per ricevere appunto un supporto. Grazie buon lavoro alla Questura di Catania. Noi andiamo alle previsioni del tempo e poi ci spostiamo a Comiso. Sì, andiamo dalla nostra Veronica Barbarino. Torniamo. Ben trovati da Clara Ventura di Terrebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile da nord a sud, poi segnaliamo isolati temporali di calore sui rilievi del nostro territorio. Per quanto riguarda la Sicilia, l'alta pressione inizialmente dominerà la scena meteorologica su tutta l'isola, dunque sole protagonista, ma poi nel corso del pomeriggio anche qui segnaliamo temporali di calore specialmente nelle aree interne. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, dunque non si tratterà di un caldo eccezionale. I valori massimi infatti non andranno oltre i 31-32 gradi. E per quanto riguarda la giornata di venerdì ritroviamo lo stesso scenario meteorologico della giornata di giovedì, ancora alta pressione ma con dei fenomeni pomeridiani nelle aree interne, isolatamente sconfineranno anche alla costa meridionale. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Terrebi Meteo. Beh, diciamo che sono relativamente confortanti, no? Queste previsioni del tempo, il caldo quindi non ci porterà a temperature record come sta accadendo peraltro anche in molti luoghi d'Europa. Andiamo a Comiso, c'è caldo a Comiso, Veronica Barbarino, buongiorno a te e alla tua gentile ospite, appunto la sindaca, mi dica lei, di Comiso, a te. Fate pure
Buongiorno, buongiorno. Sì, a Comiso fa caldo, infatti ci siamo muniti di ventagli o altro, però queste giornate sono effettivamente bellissime. Sono bellissime. Ma non è eccessivo, ecco, rientra nella norma delle nostre temperature. E sono delle bellissime giornate anche per fare cosa? Scoprire la città. E che cosa? Una delle novità, ovvero il museo dedicato all'artista internazionale della ceramica che è comisano, e parliamo di Nino Caruso, un museo dedicato appunto completamente a lui, con all'interno oltre 100 opere. Ne parliamo appunto con il sindaco Maria Rita Schembri, che dell'artista ceramista non solo è stata una interlocutrice istituzionale, ma è anche un'amica e custode di una promessa. Che cosa significa custode di una promessa? Beh, significa che nel 2010 Nino Caruso venne a Comiso per una mostra molto bella, dal titolo anche emblematico, Terra Madre, che quindi in qualche modo riallacciava i rapporti con il paese che magari non gli aveva dato i natali perché la famiglia comisana era in quel momento a Tripoli, ma in realtà l'aveva visto crescere e soprattutto formarsi presso il nostro istituto d'arte. E in quell'occasione di questa bellissima mostra Terra Madre, Nino fece questa promessa: mi piacerebbe lasciare a Comiso una mia eredità, e venne personalmente, andò in giro con l'allora sindaco Giuseppe Alfano a cercare dei luoghi possibili e si innamorò di questo luogo, che è particolarmente importante, iconico nella nostra città, perché l'ex mercato Casmeneo ospita di rimpetto anche la Fondazione Bufalino. Quindi è chiaro che si tratta di un polo culturale di eccellenza, ma non fece solo questo. Assieme a un suo caro amico e poi col supporto di un architetto di Comiso hanno veramente ideato l'esposizione. Pezzo per pezzo Nino sapeva dove sarebbero andate le opere, come sarebbero state illuminate, e lo ha ideato anche come una sorta di museo democratico, cioè quando qui ci sono altre manifestazioni nel cortile, le porte di legno, diciamo le porte esterne, quelle che vediamo alle nostre spalle, sono una bussola di vetro, rendono possibile la visione delle opere a tutti. Bellissimo, quindi un museo aperto a tutti. Poi dicevamo della promessa. La promessa fu fatta quando a gennaio fine dicembre, gennaio del 2017, il nostro Nino mi chiamò, era sul letto d'ospedale, purtroppo erano gli ultimi giorni della sua vita, e mi fece promettere che questo museo si sarebbe fatto a Comiso. E quindi da quando sono diventata sindaco nel 2018, con le varie traversie del Covid e quindi 1000 ostacoli, siamo però riusciti il 12 giugno scorso a tagliare il nastro e a offrire alla città, ai visitatori, a tutti coloro viaggiatori che vorranno fermarsi a Comiso, la possibilità di riflettere anche su un'arte ceramica che è stata riconosciuta come eccelsa in tutto il mondo, veramente. Ecco, questi pezzi così importanti sono stati donati alla città appunto direttamente dall'artista e raccontano che cosa all'interno di questo museo. Sono disposte per sale secondo un andamento cronologico. Nino ha ricercato durante la sua lunga vita, senza mai fermarsi, un modulo espressivo ogni volta diverso, contaminando la sua arte con diverse, le più disparate, diciamo, ascendenze, dall'arte arcaica all'arte etrusca, ma anche al dialogo con l'arte ceramica che diventa artigianato e poi industria in Italia. Nell'Italia del boom economico, Nino ha collaborato con le più grandi industrie di ceramiche, anche di piastrelle, della nostra nazione, per fornire loro disegni, per fornire loro un tocco che rendesse, come al solito, il nostro artigianato più vicino all'arte che non alla serialità facilmente riproducibile. Veronica. Non è un museo fino a se stesso, ma ci sono dei progetti dietro. Sì, noi abbiamo affidato i servizi museali alla stessa associazione che già
fa i servizi museali del nostro Museo Civico di Storia Naturale, che è un altro fiore all'occhiello e i cui legami non sono poi così taciuti, perché all'interno del Museo Civico di Storia Naturale insiste una vetrina che espone già i primi manufatti in ceramica che si sono trovati qui a Comiso, risalenti appunto all'epoca greca, e quindi in qualche modo c'è questo legame sottile. Civita Logos, questa associazione, garantirà anche l'apertura e la guida presso questo museo ai vari visitatori, e quindi non solo questo, vogliamo fare dei progetti importanti. Intanto, come voleva Nino, che per tutta la sua vita è stato anche un insegnante senza pure entrare nelle aule scolastiche, quindi amava che i giovani si avvicinassero e mettessero letteralmente le mani in pasta, molti progetti con il nostro liceo artistico, che ha una sezione ceramica di primo livello, ma soprattutto dei progetti anche internazionali, residenze d'artista, che possano venire qua a provarsi e a confrontarsi con Nino Caruso e a dare vita alle loro opere. Veronica, Roberta. sì, allora io volevo dire e volevo naturalmente un po' evidenziare quello che è stato il lavoro di grande artista di Nino Caruso, perché grazie ad artisti come lui che nel mondo abbiamo imparato ad amare la ceramica. Molto spesso quando si pensava alla ceramica si pensava soltanto a prodotti di artigianato, no? Fine artigianato, ma artigianato. Con lui si riesce a sconfinare anche nell'architettura, nella scultura, e quindi certamente il valore di questo artista rimasto certamente come legame principale in Sicilia Comiso, ma è un valore molto importante proprio per la materia in sé, è vero sindaco? Cioè lui ha permesso di sfatare un luogo comune. Sì, lui è stato un grande pioniere in questo senso, anche potremmo dire capace di sfidare quelli che sono i paletti e i limiti appunto tra l'arte che in qualche modo si pone su un Parnaso rispetto all'artigianato. Lui ha cercato ogni volta l'incontro, persino appunto con l'industria, e sue opere seriali ricoprono le pareti di luoghi che sono fortemente transitati da persone, come metropolitane oppure interni di chiese, appunto in tutto il mondo. Lui è stato particolarmente amato in Giappone, anche questo legame è un legame che noi vogliamo sottolineare e magari riallacciare in qualche modo. Veronica, che facciamo? Diamo, come dire, al nostro pubblico un riferimento, no? Perché queste sono giornate dove c'è tanto turismo in Sicilia, ma anche appunto chi vive in Sicilia possa avere un riferimento per andare a visitare i musei belli. Quando è aperto, quando sarà aperto, per quanto tempo questo museo? Insomma, lascio a te la chiusura proprio su questo recap col nostro pubblico. Ok, intanto invitiamo tutti a venire a Comiso perché è aperto il museo. Comiso è bellissima, ha delle chiese meravigliose, un centro storico in pietra stupendo, e quindi sindaco, chi meglio di lei? Diciamo intanto che veramente Comiso è tutta da visitare, il Museo Civico di Storia Naturale è aperto tutti i giorni escluso il lunedì, e dal Museo Civico sarà possibile, facendo un biglietto cumulativo o singolo, perché siamo esattamente a 200 metri di distanza, visitare ambedue i musei e quindi informarsi anche sugli orari che purtroppo nella fase estiva sono un po' cambiati rispetto a quello che è la normalità, diciamo, della nostra apertura, ma il Museo Civico di Storia Naturale, così come il Museo Caruso, sono aperti dal martedì fino alla domenica, sempre in orario antimeridiano, e 3 giorni la settimana, anche con estensione al pomeriggio. Nel dubbio, su internet troverete tutte le informazioni. Veronica, come sempre grazie per questi tuoi preziosi collegamenti dal Ragusano, che ci offre sempre tantissimi spunti. Sindaca, buon lavoro e grazie naturalmente per essere stata con noi. Ci salutiamo e diamo la linea alla nostra regia, poi torniamo a Catania, lo facciamo con Edoardo Sergi, che vedo già collegato dall'Help Center della Caritas. Torniamo tra un attimo. Ed ecco
Eccoci ancora in studio, ve l'avevo preannunciato, ci colleghiamo adesso con Edoardo Sergi, eccolo qua, lo vedete, insieme a una ospite. In realtà tu sei a casa di Help Center di Caritas Catania, nel cuore pulsante, laddove parte tanta collaborazione, tanto aiuto per i pasti, che sono tantissimi, adesso ci darai tu i numeri, dell'Help Center della Caritas. A te Edoardo. Sì Roberta, i numeri sono importanti da sottolineare e li sottolineiamo adesso con Sara Zimbili, che è la referente dell'Help Center della Caritas di Catania. Tanta solidarietà, perché insomma è uscito un rapporto catanese, l'8º rapporto della Caritas, che insomma ci dà dei dati importantissimi. Partirei intanto dal 51% degli italiani, cioè significa la metà più uno, ma insomma di queste persone 8 su 10 sono poco scolarizzate, e quindi c'è appunto una correlazione fra la poca scolarizzazione e le persone che poi usufruiscono dei servizi della Caritas. Allora le chiedo, esiste veramente questa cosa? Cioè, voi come l'affrontate ogni giorno? Cosa fate ogni giorno qua per aiutare le persone bisognose? Sì, noi abbiamo percepito questa problematica di tutte le persone che vengono qui, almeno il 70% che viene qui per la prima volta torna negli anni successivi, e molti di loro hanno un livello di istruzione basso, che è la terza media, e generano più interventi rispetto a chi ha una scolarizzazione più alta. Per questo stiamo attivando diverse progettualità che riguardano la Caritas, che va a scuola e si impegna nel promuovere tutte le attività che facciamo e sensibilizzare tutte le persone verso queste problematiche. E allora un po' raccontiamo di questi progetti, perché anche Monsignor Renna ha lanciato un appello proprio sulla povertà educativa che c'è a Catania, ma insomma aggiungerei anche in Sicilia. Tantissimi progetti, non è solo uno. Voi siete vicino alle persone bisognose, ma anche alle persone che hanno bisogno di istruzione, e si parte dalla scuola, perché Catania comunque ha tanti quartieri anche difficili. Sì, negli ultimi anni, grazie al progetto Avventura della Conoscenza, abbiamo avuto la possibilità di attivare dei centri per minori, che sono in questo momento sono 3, uno è a San Giorgio, uno è a Paternò e uno a Mascalucia, che permettono ai giovani e ai bambini di trovare degli spazi e dei luoghi sicuri, sia per studiare sia per avere momenti di svago. Chi ha bisogno cosa deve fare? Deve venire qua, oggi c'è una mensa, ogni giorno 250 persone, state preparando la colazione, insomma facciamo anche un appello per le persone bisognose che hanno appunto la necessità di essere qua. Cosa si può fare? Cosa fate voi in particolare? Allora, giornalmente forniamo una media di 250 pasti che comprendono la colazione, il pranzo e l'unità di strada. E attraverso il passo cerchiamo di conoscere le persone e capire quali sono i loro bisogni, cercare di aiutarli anche in altro modo, non solo attraverso i bisogni primari. Roberta. Sì, allora intanto grazie sempre all'attività di Caritas diocesana. Grazie sempre per quello che fate, per il punto di riferimento che siete. Naturalmente ha parlato dell'unità di strada, che è molto importante, forse ancora più importante durante giornate di caldo. È chiaro che molte persone senza fissa dimora vivono il problema gravissimo delle temperature, delle alte temperature. Agite anche in questo senso, supportate in questo senso? Sì, con il caldo le problematiche aumentano, e con l'unità di strada raggiungiamo tutti coloro che non vengono qui da noi perché magari non vogliono lasciare la loro postazione, e quindi forniamo pasti, bevande fresche, frutta, tutto quello che può essere utile per affrontare queste giornate di caldo. E inoltre abbiamo anche il servizio doccia, per chi vuole può venire a ristorarsi e farsi una doccia. Edoardo. Io mi concentrerei su quel 20% di persone. Sì, no, vai pure a chiudere e poi ti chiedo una cosa, perché sei lì, vogliamo essere un attimo più curiosi, diciamo così, dell'attività. Vai.
Esatto, no, su quel 20% di persone scolarizzate che però hanno problemi. Abbiamo parlato del 51% degli italiani, significa che c'è un vero disagio più o meno nel nostro tessuto economico-sociale. Sì, questo disagio comprende diverse diciamo persone, comprende famiglie, quindi nuclei familiari con bambini, persone che anche lavorano ma che non riescono ad arrivare a fine mese, ma anche anziani, giovani adulti, quindi sì, comprende una grossa fetta di popolazione. Robby. Allora, intanto sei in cucina, adesso c'è la colazione, lo stiamo vedendo. Ci fate vedere insomma come funziona l'attività di questa cucina importantissima, di questa mensa importantissima, cosa si sta preparando per questa colazione? Possiamo curiosare un attimo? Sì, la mensa è attiva tutti i giorni, la colazione da lunedì a sabato, prepariamo grazie anche ai volontari che vengono, offrono il loro tempo, si mettono a servizio di chi ha bisogno. Abbiamo anche in base alle donazioni forniamo latte, tè, biscotti, briochine. Esatto, ha detto benissimo. C'è veramente tanta roba Ha detto benissimo Edoardo, perché loro fanno tanto, no? Tanto per chi ha bisogno. Noi cosa possiamo fare per loro? Tutti noi. E tutti insieme, istituzioni, associazioni, liberi cittadini possono contribuire per incentivare le attività e sostenere le attività della Caritas. che è anche in ristrutturazione, quindi insomma arrivano i contributi e questa è una cosa bellissima, insomma tutto il tessuto cittadino, istituzioni possono aiutare la Caritas e noi qua stiamo vivendo quello che è un po' il polso della situazione, tante persone bisognose che però ogni giorno vengono qua e trovano un pasto caldo, freddo, dipende dalla stagione, però insomma che possono ricevere dell'aiuto. A te Roberta. Grazie Edoardo. Allora noi chiudiamo il nostro collegamento ringraziandovi sempre per quello che fate. Davvero Edoardo oggi è stato molto importante insomma, no? Aprire questa finestra in un periodo come questo e quindi buon lavoro per tutta l'attività della Caritas e grazie ancora al nostro Edoardo Sergi. Allora noi ci fermiamo solo per un attimo, proprio pochi secondi, giusto lo stacco per capire che adesso ci interessiamo delle stelle con lui che sta per arrivare. Eccolo qua il nostro velocista che oggi è un po', come dire, no? È leggermente meno velocista, ma sempre insomma non t'allargare troppo. È Marco Amato che saluto con molto affetto. Marco, allora. Buongiorno Roberta carissima. Ciao. Allora, oggi come va? Cosa diciamo e di chi parliamo? Io lo so già e so insomma, che è un personaggio tra l'altro che arriverà prestissimo in concerto in Sicilia. Sicilia, esattamente, è il nostro amatissimo Tiziano Ferro nazionale. Esatto. E proprio perché appunto ha una data in Sicilia assolutamente da partecipare, Tiziano stupisce ancora una volta perché ultimamente nel suo ultimo concerto ha fatto spettacolo. Uno perché l'ha interrotto perché uno del pubblico si è sentito male, per cui ha preferito stoppare tutto e dare il via ai soccorsi. Ma poi perché nello stesso concerto a sorpresa incede Salda Vinci e cantano insieme due pezzi meravigliosi. Tra l'altro ironizzando anche con un po' di nostalgia sul fatto che l'anello al dito non c'è più per Tiziano. Eppure a Tiziano volevo dire che è una cuspide acquario pesci, che l'anello al dito arriverà di nuovo, perché non solo l'amore non finisce mai, ma proprio questi due segni zodiacali sono occorsi dal saluto planetario con una passione in corso che sicuramente sta vivendo e con una storia d'amore nuova che presto coronerà un sogno d'amore. Quindi auguri a tutti quelli che hanno questa cuspide acquario pesci, che fanno parte dei sognatori e dei fantasisti
dello zodiaco. Ma cosa succede oggi nello zodiaco? Ve lo racconta il vostro roadrunner dello zodiaco. Luna e Scorpione, e quindi conturbante, affascinante, quadra Plutone e anche a Venere. Quindi amore, passione e sentimenti sono in auge per tutti i segni d'acqua e tutti quelli d'aria e di fuoco, un po' meno di terra, che rimangono sempre stabili, ma sicuramente accade nello zodiaco una rivoluzione. Quindi succede che Ariete, per voi con Venere in trigono a Saturno, l'amore diventa qualcosa di stabile, di forte, anelate a un rapporto molto stabile, quindi con questa configurazione tutto sarà possibile. Toro, passione per voi perché Marte è nel vostro segno zodiacale, un po' stressati Toro per ora per i cambiamenti che hanno innescato, ma sicuramente dediti all'amore e alla passione e con una prova estiva da affrontare, che affronteranno con grande coraggio e successo. Gemelli, per voi invece oggi è una luna che non vi parla molto, una luna che vi chiede di riflettere su come voi apparite rispetto agli altri, per cui si direbbe semplicemente fatevi un esame di coscienza. I gemelli comunicano in una maniera molto viscerale, però a volte incontrollata, perché hanno Urano nel segno. Non tutto quello che pensate va detto a chiare lettere. Cancro, per voi invece la luna è di trigono, una luna stupenda che fa trigono proprio al sole nel vostro segno zodiacale. È estate, per cui è la vostra stagione, vi rinvigorite di forza e di energia e di sentimento, ma anche con tante decisioni da prendere. Leone, per voi Venere sta facendo spettacolo nel vostro segno zodiacale, aspetta Giove per un abbraccio stupendo che durerà un intero anno d'amore. Il Leone è uno dei segni più fortunati dello zodiaco per ora. Vergine, seppure per voi non si può parlare propriamente di fortuna, è un momento di revisione analitica, è un momento che porta i sentimenti a essere vagliati con cura e con attenzione. Bilancia, a parte la vostra tendenza al giudicare, Giove vi sta dicendo semplicemente di aspettare i momenti giusti per fare le scelte che dovete fare. Scorpione, protagonisti della giornata con una luna stupenda che parla di amore e di passione, un po' difficilotto per voi che siete sempre nelle storie un po' contorte, però questa luna vi dà il coraggio di amare anche un po' di più. Sagittario, Giove comincia a essere prolifero di alcune possibilità che state evidentemente vagliando. Venere in trigono vi dice che è il caso di curare l'amore. Capricorno, voi siete persi in un sogno attivo, è un sogno che vi obbliga a fare le cose per bene, ma non siete schiavi dei doveri, dovete solo amare e fidarvi del sentimento e basta. Acquario, per voi la luna in Scorpione è un po' urticante, proprio perché quadra il vostro Plutone e a volte i sentimenti vi limiteranno nella vostra fase creativa. Pesci, segno zodiacale fortunatissimo oggi, perché la luna di trigono vi dà modo di aprire le vostre energie ai sentimenti e al coraggio. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Roberta carissima, buongiorno Sicilia. Ciao Marco carissimo, oggi un po' più relax, dai, di la verità, insomma, hai colto perfettamente i tempi di oggi. Grazie ancora a Marco, che ritroverete certamente domani, come ritroverete domani la nostra Emanuela Corsi, che è tornata in studio per l'ultimo momento dedicato ai giornali. Tempo fa avevamo parlato di un immobile in vendita, ma non di una casa qualsiasi, bensì di Villa Certosa, appartenente al cavaliere, a Silvio Berlusconi. Bene, c'è un acquirente. E chi è? È lo sceicco Altani. Anche perché la cifra andava dai 250.000 milioni di euro ai 500 milioni. Alla fine lo sceicco Altani se la sarebbe aggiudicata per 350 milioni
anni, Ma quindi sì. una cosuccia da niente. Ma sì, solo 580 metri quadrati di appunto residenza, c'è la residenza centrale da 14 camere più 7 per gli ospiti, credo 7 piscine, insomma la volta scorsa avevamo un po' raccontato i dettagli di questa villa appartenuta al Cavaliere, dove tra l'altro c'era anche molta vita mondana. Qui lo vediamo assieme ad uno dei suoi storici amici, Putin, che è stato anche lui ospite di Villa Certosa. Chiudiamo qui allora la puntata, chiudiamo qui. Emanuela. Posso darvi ancora una chicca velocissima, che dopo 22 anni, per quanto riguarda, siamo sulla Stampa, dopo 22 anni Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto, il titolo è Chi l'ha vista, è storico programma di So Rai un 3. tuo dispiacere personale. Moltissimo, Diciamo, io sono una grande fan di Chi l'ha visto e di Federica Sciarelli. anche questo. Sì. Allora, grazie tantissimo A te, Roby. Emanuela Corsi, che come vi dicevo ritroverete nella puntata di domani di Buongiorno Sicilia. Da me grazie davvero, domani con Angelo Gagliano, l'ultima puntata della settimana e della stagione di Buongiorno Sicilia. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.